Benvenuti a tutti in questo nuovo video di Resident Evil The Mercenaries. Ci eravamo lasciati nel 4.2. Ci eravamo lasciati nel 4.2 e oggi ora andremo a fare il 4.3. Scusate, diciamo sì, ok. Partiamo. Ah, ho cambiato il personaggio perché non mi piaceva più quello. Lasciando stare questi piccoli particolari, possiamo partire. Aspettate. Ok, ripartiamo. Inizio missione. Vedete, questi ragni uccidere subito perché poi questi sono dei nemici nuovi, possiamo dire. Comunque quei ragni uccideteli perché poi vi scasseranno sempre. Prendete allora, prima di uccidere tutti i zombie vi consiglio di fare una cosa: prendere più tempo bonus possibile. E io farò questo. Ma tu sei un grande figlio di troia. Occhio che questi esplodono. Alcuni esplodono perché sono dei... già sto morendo perché ho poca vita, quindi devo prendere... Che cacchio... Vabbè, devo prendere la vita. Ok. C'era un ragno, ecco. Tu muori. Ha raffreddato. Che brutto essere raffreddati, soprattutto in estate. Che c'è qua sopra? Il tempo, wow! Ma che cacchio? No, non ci credo. Cioè, io non l'ho... Vi giuro, non l'ho mai fatto questa cosa. È troppo epica. Ma vaffanculo. Comunque era troppo bello. E mi ricarico subito. Ma levati il ragno del cazzo. Allora, piano piano si ci arriva. Wow, io non lo sapevo, c'è stato troppo bello. Andiamo tempo, giù. Andiamo a prendere il tempo. Wow, tempo, muori. Tempo. Comunque lui, questo personaggio, ecco, solo perché ha fatto questa gran figata. Madonna. Muori. No, bastardo. Allora, devo andare a prendere subito la vita, se no qua muoio. Ok. Sì, però si ricarica troppo poco. No, veloce. Forse morirò, eh? Ok, quando prendo la vita la uso subito perché ho pochissima vita. Ma dai, Cristo. Poi si ricarica 9 a 9. Ma dai, però. Prendere il cazzo. No, il lanciarazzi. Mio Dio. Questo c'è il lanciarazzi. Meno male che... Madonna, che culo. Mamma mia. Non mi sfugge, merda. Occhio perché ora mi sa che qua c'è il boss fra un po'. Cioè, cacchio, ecco.
Ciao ciao. No, dai. È volato pure l'altro. No, non lo faccio più. Ma guarda questo figlio di puttana. Proprio così si deve fare quando questi figli di troia. Madonna, perché esplodono? Morirete lo stesso per mano mia. Con Moriegio. Dai, dov'è il boss? Bossicino. C'è il nemico forte. No? Dove ci sono le persone? Muore. Droppa qualcosa? No. Suga. No. Oh mio Dio. Cose. Non capisci come si fa? Cose si fa. Cose. No, ma dai, che figlio di... No. Allontanati. Allontanati. Allora, quel ragno mi ha già lungato troppo la mente. Oh mio Dio, che cos'era? Io prendo. No. Cristo, no. Questo si può battere solo così. No, via. Ma che solleva? Ma dai. Allora, devo resistere, devo sopravvivere per un minuto. No. Allontanatevi. Scusate se posso col dito. Scusatemi tanto. Devono morire. Ecco. Allora. Droppatevi la vita. Ho bisogno di vita dell'erba. Oh mio Dio. La vita. Mia. Levati, prima che scompare, perché può capitare che si leva. Levati. Ok, posso resistere ancora un poco. Anche qui c'è, ecco, infatti. Ok, ora posso resistere. Ok, dai, il tempo sta finendo, posso resistere. Cristo, ma che... Quanti ce n'è? No. Oh mio Dio. Sì, ce l'ho fatta. A sopravvivere, sì. Ah, oddio. Ah, ho finito. Ok, ce l'abbiamo fatta. Forse ho parlato un po' troppo piano, ma non ricomincio. Mi spiace. Vabbè, fa niente. Noi quindi ci vedremo con nella prossima parte di Resident Evil. Vi ricordo sempre di lasciare mi piace, commentare e iscrivervi. Ok, ci vediamo fra la prossima parte.